Ciao a tutti e ciao specialmente a Elisander, agli Alessandro e alle Alessandra. Oggi è Sant'Alessandro, al quale si rivolgeranno in particolare appunto coloro che portano questo nome, affinché interceda presso l'Altissimo per loro e per tutti. E visto che un mio amico che si chiama appunto Alessander, che è diversi tra Alessandro e Alessandra, a cui ho fatto gli auguri, ma di perché non fai un video dedicato a tutti gli Alessander? Eccolo qui. Farò di più, mi è venuta in mente un'altra roba. Oltre agli auguri per Alessander, voglio ricominciare una specie di anticipazione, anticipazione, diciamo, cominciamo le celebrazioni, almeno per quanto mi riguarda, per il 150esimo dell'anniversario della morte di Alessandro Manzoni e il Don Lisander, che avverrà l'anno prossimo, essendo morto il 22 maggio 1873, nel 2023 accadrà questo anniversario. Immagino che si muoveranno enti, istituzioni, studiosi, tutto il mondo, insomma, si muoveranno in tanti per ricordare questo nostro grande scrittore. E allora io dico, cominci con Sant'Alessandro del 2022 a fare una prima memoria, anche perché visto che mio papà si chiamava appunto Alessandro, essendo io figlio di Alessandro Manzoni, ovviamente non il celeberrimo, ma un altro che per me era famoso come celeberrimo, ecco che oggi è una giornata così con la sua importanza, e quindi cercheremo di fare qualche intervento, qualche video ancora, raccogliere testimonianze, idee eccetera, qualcosa che ricordi questo grande della letteratura, della cultura italiana e dell'Italia nel suo insieme, e in particolare di Milano e della Lombardia. E dunque ecco che facciamo tanti auguri a tutti Lisander e anche al Don Lisander e al Mere Giù Lisander, che guarda giù del cielo. Insomma, ciao a tutti.